Questa trasmissione è offerta da Modula Group e Modo. Ed eccoci qui alle Patate di Godia, dove inizieremo la seconda serata nel tour degli stand di Friuli Doc. Cercheremo di capire come è andata la prima sera. Se vi siete persi la puntata cercheremo un po' anche di riassumere attraverso gli standisti come è andata. E abbiamo quindi con noi Dino, che è collaboratore della Sagra. Sì, collaboratore della Sagra, sì, esatto, sì, presidente del Consiglio del quartiere Belvars Godia. Niente, diciamo che quest'anno la manifestazione è passata leggermente, non dico in sordina, però con i numeri ridotti. Purtroppo il Covid ha fatto un fattore negativo. Anche un'edizione zero questa, sì, come esatto, hanno sottolineato alcuni dei vostri colleghi. Come diceva anche ieri sera all'inaugurazione il sindaco e anche l'assessore Franz, un'edizione tutta particolare. Però diciamo che tutto sommato l'affluenza è stata abbastanza cospicua, non i numeri dell'anno scorso, ci basiamo circa noi, meno come stand, un 50% in meno, anche perché come vedete lì l'ingresso Covid purtroppo... Ecco, questo vi ha un po' penalizzato questo ingresso Ma Covid. diciamo è penalizzato per il semplice fatto che la gente non ha capito il sistema di ingresso, purtroppo come da tutte le parti, già anche in un ospedale vengono centellinate gli ingressi, tanto più in un'edizione dove ci potrebbero essere degli assembramenti. Comunque tutto sommato dai, non possiamo lamentarci, l'amministrazione comunale ha investito, ha rischiato tra virgolette su questa edizione e noi ne siamo grati di questo, ecco. Se vi siete collegati solamente adesso, siamo in via Aquileia, ci troviamo nella seconda serata di Friuli Doc che durerà fino a domenica. In questa rassegna enogastronomica alle prove con il Covid, è comunque un esperimento questo, abbiamo detto è un anno zero, d'altronde il Covid è accaduto anche da poco. Diciamo che non è mancato il coraggio in questi sensi, esatto, fare una manifestazione del genere, ce n'è voluto insomma. Sì, noi a livello di comitato dei festeggiamenti della Sagra di Godia siamo riusciti anche a organizzare la Sagra, che forse è una delle poche realtà. Siete stati coraggiosi, esatto, prima di tutti. Sì. Come è andata? Ma diciamo tutto sommato è andata bene, dai, rispetto ai numeri dell'anno scorso non sono quelli, anche un po' determinati dal fattore negativo del tempo che abbiamo avuto sabato e domenica, una brutta giornata con i noti eventi che sono verificati, però tutto sommato dai, guardando i numeri diciamo che ci riteniamo al momento soddisfatti, anche perché noi siamo stati in grado anche di investire su qualcosa di nuovo, ovvero sia il servizio al tavolo. Abbiamo creato lo stand del Gnocchi Drive dove... Com'è andata questa nuova esperimento del Gnocchi Drive? Sì, positiva, dai, tutto sommato positiva. Non sono mancate le idee, forse probabilmente diciamo questo coronavirus nonostante tutto, insomma, con questa emergenza sanitaria ha dato anche delle idee in più, ecco, che magari possono essere riproposte per il prossimo anno. L'importante, come dicono sempre tutti gli imprenditori, no? Mai fermarsi, di necessità virtù, quindi bisogna sempre scommettere su qualcosa di nuovo, perché ormai il mondo è in evoluzione, questo Covid ha messo a dura prova tutti e di questo fattore negativo noi nonostante tutto siamo riusciti a scommettere e forse abbiamo raccolto anche qualcosa. Grazie al nostro Francesco Snidero con la regia di Pierangelo Butazzoni. Andiamo direttamente in cucina, benvenuti in questa puntata di Screenshot che vi porta direttamente negli stand di Friuli Doc. Andiamo a vedere le patate di Godia che sono un'istituzione e soprattutto gli gnocchi. Eccoli qua le patate. Qual è il segreto di queste patate? Il segreto di queste patate, il segreto di queste patate è la zona in cui crescono. In effetti le patate crescono bene in un fondo relativamente povero, ovvero sia in un terreno ghiaioso, quindi nella zona del Torre. Queste patate trovano un terreno idoneo perché la patata, come si sa, non deve avere una terrafonda dove trattiene l'acqua.
con l'effetto ghiaioso l'acqua drena e quindi la patata rimane asciutta, ma nello stesso tempo riesce ad avere quel po' di umidità che riesce a farla crescere e a conservare. Quanti quintali vi siete portati dietro? Cane, questo qua. Vediamo, tanti sì, ma è troppo facile dire tanti, come dice un suo collaboratore. Quanti sarebbero? 160, 180, una roba del genere, sinceramente. Quante persone vi aiutano invece nello sviluppo? Allora, tra Friuli Doc e Sagra siamo un 200 persone, 200 collaboratori, tutti volontari, tutti facenti parte di varie associazioni, dalla Fulgor, che è la prima che si mette in campo per gestire tutto l'ambiente Friuli Doc, il comitato festeggiamenti di Sagra che è coordinato dalla parrocchia, quindi parrocchia Beivas e Godia, e poi altre associazioni, donatori di sangue, alpini. Diciamo che siamo tutto un purpurì, tutto un insieme di persone che cerchiamo di dare il massimo per riuscire a creare un evento che sia un evento riconosciuto in ambito provinciale e anche regionale. Dino, l'ultima domanda che le chiedo, intanto vediamo in azione i nostri volontari bravissimi, perché sono tutti ragazzi che lavorano gratis in questo momento. Se dovesse dare delle idee nuove, delle proposte all'amministrazione per il prossimo anno? Dio, io non sono un politico, questo qua. Ma non serve, però bisogna essere operativi sul campo. Operativi. Diciamo che sinceramente l'amministrazione ha scommesso, e quindi scommettere, investire sempre qualcosa di più, cercare qualche novità, qualcosa che richiami persone, che richiami eventi, che non faccia morire la città, perché Udine è una realtà grandissima e secondo il mio punto di vista è una realtà che va sfruttata insieme a tutta la periferia. Grazie allora Dino, andiamo magari anche in mezzo ai tavoli a sentire un po' la gente. Grazie a tutti i volontari di Godia, un bel applauso a loro, un applauso virtuale, ma noi già lo sentiamo, una signora già sta applaudendo a questo riguardo. Andiamo magari in mezzo a qualche tavolo a capire un po' qual è l'impressione di questo Friuli Doc. Salve, allora... Lei diventa falsa volontaria in questo momento, in diretta per Telefriuli. Come sta andando? Come sono questi gnocchi? Buonissimi, perché anche ho fatto le patate prima, ho spelato le patate io e lei. Lei allora. Una signora che partecipa insieme a tante persone, tra virgolette anziane, perché hanno un'area... Ho preso un po' di parte, ma comunque... No, ma in effetti queste qua sono delle persone che grazie a loro che riusciamo a continuare questo evento. Quindi io faccio un plauso a queste signore che ci mettono del loro e che magari tolgono del tempo alle proprie attività familiari per riuscire a costruire, a continuare ad andare avanti su questa realtà. Signora, allora mi può dire qual è il segreto? Mi può dire anche lei? No, io dico soltanto che se noi non peliamo le patate loro non fanno gli gnocchi. È fondamentale, perché noi le patate le abbiamo già viste pelate, a dire la verità, ma sono loro che creano Quindi se no, neanche le patatine fritte. Senza di noi loro non fanno niente. Un'altra cosa la posso dire, una pulizia enorme. Abbiamo fatto i sughi, siamo stati a preparare i sughi. Che sughi? Tutti, Ragù, zucchine e speck, capriolo, la salvia, smarino, tutto abbiamo preparato, cipolla, tutto andare, carote, tutto abbiamo preparato assieme con le ragazze. Bello, è stato bello, sì, abbiamo passato un po' di ore insieme in compagnia e nello stesso tempo abbiamo dato dell'utile. Ecco. Grazie, allora noi proseguiamo il nostro viaggio, qui giustamente si insegna come prenotare i tavoli. Sì. No? Allora, Cosa succede? Se la comanda, il cliente entra, compila la comanda col numero del tavolo e dice se è per asporto oppure mangia qua, elenca tutto, compreso con formaggio, con ricotta affumicata, il bere, il frigo con patate, poi mangia e buon appetito. Bene, bravo signor Sergio, l'ho letto dall'etichetta. Allora, salutiamo lo stand di Godia e grazie al nostro Francesco che ci sta seguendo, proseguiamo il nostro viaggio in via Aquileia. Andiamo
Prima di questi 2 minuti che ci separano dalla pubblicità andremo in un altro stand, esattamente a Racchiuso di Faedis, dove si preparano i funghi. Cercheremo di capire anche lì un po' come sta andando questa edizione, che come avete sentito un po' anche dalle interviste precedenti del stand di Godia, ci piacerebbe sapere anche dall'amministrazione se ci raggiungerà anche qualche assessore dopo nel corso della puntata, hanno avuto una diminuzione, diciamo, degli incassi al 50% addirittura. D'altronde, come sappiamo, questa è una manifestazione prova, un'edizione zero, e vedremo anche appunto negli altri stand come andrà. Qua ci troviamo in via Aquileia, potete vedere un po' anche la differenza, potete vedere che non c'è tantissima gente in questa seconda serata, che è un venerdì che di solito richiamava tantissima gente. E adesso stiamo raggiungendo lo stand della baita, esattamente, eccolo, magari gli dico anche a Francesco di inquadrare, dove ci sono dei prelibatissimi funghi. Raggiungiamo quindi questo stand dove c'è il signore Felice che ci dov'è? Ecco, subito con una battuta, eccolo qua, che ci accoglie direttamente allo stand. Allora, eccoci qua. Prontissimi per la diretta di Telefriuli. Allora, abbiamo solo un minuto prima della pubblicità e poi li riprenderemo, quindi lei dovrà stare attento e stare in posizione con noi. Bene. Subito, a bruciapelo, come è andata la prima giornata? Dall'altra parte a Godia mi hanno detto sì, ci abbiamo avuto una diminuzione di persone. Sì, uguale anche noi qua, e purtroppo non si vede. L'anno scorso a quest'ora qua non si stava dietro a servire, a portare via la roba. Quest'anno invece si vede che non c'è neanche gente che gira. Purtroppo vediamo sabato e domenica che Dio ci porta un po' di fortuna. Tutto lì. Va anche detto che comunque questo è un anno zero, come si suol dire, sì, insomma sì. Va premiato questo coraggio di aver provato in qualche modo questa manifestazione a portarla avanti. Ma diciamo che noi l'abbiamo fatto volentieri quest'anno, solo perché Udine ci ha sempre accolto con braccia aperte a queste manifestazioni. Noi siamo stati quei coraggiosi che abbiamo fatto anche noi quest'anno per dare qualcosa alla città di Udine. 34 stand su 100 complessivi, un terzo praticamente degli stand presenti rispetto all'anno scorso. E adesso, Felice, 3 minuti di pubblicità, 2, sì. E poi andiamo a preparare? Dopo andate a vedere come fanno i funghi alla griglia, che ci sono più di qualche tipo di funghi, e lì abbiamo l'esperto micologico. Vai nella cucina e vai a vedere cosa fanno. Okay? Pubblicità. Vediamo queste bellissime immagini del taglio dei funghi. Siamo alla baita di Racchiuso di Faedis, qua di Attimis, scusi, ho sbagliato. Siamo in via Aquileia, in questo stand dove c'è la signora Maria Teresa che sta, diciamo, affettando, li sta tagliando. Siamo anche con il signor Roberto che ci fa vedere questo bellissimo piatto di porcini che adesso vado a cucinare sulla griglia. Raccolti dove? Raccolti in quel di Lauco o di Tarvisio. Ma li ha raccolti lei? Non tutti, no, qualcosa io, ma poca roba, perché non riuscirei a starci dietro, quindi mi devo accontentare solamente di quello che mi portano. Senta, allora, la passione per i funghi da quando nasce? Nasce dal 1960, dall'inizio della gestione della baita con mio padre, e sono 60 anni, quasi 60 anni che noi facciamo funghi. Pian piano ci siamo preparati anche allestendo una mostra. Trucco per preparare questi funghi?
il calore, tagliati bene, tagliati sottili, conditi solo con olio e sale, niente di più, allargati con un po' di criterio, senza un fuoco non eccessivo, perché altrimenti... Prendete nota, cuochi, se dovete fare un po' di... Non c'è poco da... Ma sono i funghi che cambiano, no? E questa è la differenza, che se i funghi sono buoni, anche la griglia li regge, no? Sì, ma questa è una griglia che noi facciamo solamente qua. Di solito nel nostro ambiente abbiamo la griglia con i bracci, che è tutta un'altra cosa. Per cui il gusto aumenta praticamente, quindi è un'altra soddisfazione, anche perché si fanno interi le cappelle, quindi rimane tutto il sapore del fungo. Mentre questo qui è un modo per partecipare alle sagre, alle manifestazioni così, e quindi... Questa è la stagione giusta, Roberto? Sì, è una buona stagione perché ci sono abbiamo nei forni dei ragazzi che vanno in giro a raccogliere funghi e ne trovano. C'è stata una partenza un po', come dire... Una stagione un po' ritardata? No, una partenza con funghi un po' vermati col caldo. Adesso invece la stagione è precisa, perfetta. Perfetto, quindi si può approfittare e venire a questo stand, perché i funghi sono realmente buoni, appena raccolti, serviti direttamente dal campo alla tavola. Sì, è. D'altra parte il fungo, se ben sapete, è la dimostrazione se il bosco è sano, quindi più funghi ci sono, più il bosco è sano. Questa è la regola. Allora io chiedo al signor Felice di mostrarci questo bellissimo piatto, che è un'invidia, diciamo, al palato. Cosa sono? Questi sono tra porcini, ovuli e quasi tutti i tipi di fungo. Questi qua sono solo porcini e ovuli. Raccolti da poco? Questi qua sono freschi, raccolti ieri, l'altro ieri, questi giorni qua. Ecco, appoggiamo questo bellissimo piatto. Poi oltretutto qua non ci sono solo funghi, perché io prima sono venuto a visitare questo stand e ho visto anche cinghiale. Cinghiale, dopo c'è anche il cervo. Quindi tutta, insomma, selvaggina. Selvaggina, sì, questo è un po' di selvaggina perché fa tutto parte dalla montagna, che questi due animali crescono nella montagna con i funghi. Ecco. Bene, grazie Felice per averci ospitato insieme anche a Roberto e a tutto il team alla Baita di Racchiuso. Noi usciamo come se fosse un ingresso contingentato, intanto tutto il team si è vestito rigorosamente con una maglietta, magari non so se riesce Francesco a inquadrarli, come con la trattoria alla Baita, magari alzando un po' i calici, magari facciamo anche un po' di festa per Telefriuli, per la trasmissione Screenshot. Un bel applauso a tutti quanti, a questi protagonisti di Friuli Doc, a questi volontari. Noi proseguiamo il nostro viaggio verso l'ultima meta, e dopo aver visitato giustamente quasi il centro di Udine, ovvero Godia, ed essere andati anche nella Valle del Torre, proseguiamo un po' il viaggio, andiamo in un'altra valle, Valle del Natisone, perché andiamo esattamente a Vernasso. Anche lì ci sono delle caratteristiche peculiari, insomma, enogastronomiche. Vediamo se qualcuno ci può illustrare a questo prossimo stand, che arriveremo tra pochi minuti. Ecco, ci troviamo qui. Il signor Dario? Dario, sì. Signor Dario, cosa preparate qua? Allora, diciamo che qua si propone dei piatti, alcuni piatti abbastanza semplici e di tradizione delle valli del Natisone, piatti poveri naturalmente, però nello stesso tempo piatti saporiti. Diciamo che nel contesto del Friuli alcuni sono anche conosciuti. Allora, Abbiamo visto anche degli arrosticini più o meno, abbiamo visto degli arrosticini, degli spiedini. Ci sono anche degli arrosticini, ma diciamo la tradizione nostra è un'altra cosa. Noi abbiamo qua per esempio gli sličnjaki,
Ecco, ci spieghi che cosa sono qua? Ecco, la cosa bella secondo me del Friuli è che ogni territorio propone una sua peculiarità. Siamo andati dai gnocchi di Godia, quindi patate, alla selvaggina delle Valli del Torre e poi finiamo qua con dei piatti quasi sloveni sembra. È una roba poverissima, come era povera la gente nostra, no? Veniva fatto con farina, acqua e sale mischiati, poi prendevano il nome da slizza, che per noi è cucchiaio, cioè venivano presi con un cucchiaino, venivano come dei gnocchetti, buttati in acqua. Normalmente in quest'acqua ci mettevano 2 o 3 foglie di alloro per aromatizzare. Quando salivano a galla, questi qui che erano bolliti, venivano messi su un piatto e sopra veniva sciolto del burro fuso, no? Veniva versato sopra. Questo qui è un piatto molto molto semplice dei Valli. Poi abbiamo quello... Abbiamo qua un caso, un piatto, non ce l'abbiamo già pronto qua. Allora, forse per far figura, chiediamo magari l'aiuto di qualcuno. Beh, a parte il fatto che abbiamo il re dei piatti friulani che ce lo espone la signora, guardate che bello, il fricco. Ecco, qua adesso chiediamo tutto l'aiuto della brigata per farci vedere questo piatto che ha appena citato il signor Dao. Presentando un paio di piatti, 2 o 3 piatti tipici delle Valli, ne abbiamo tantissimi, no? Abbiamo anche una cosa che piace moltissimo a tutto il Friuli, che noi chiamiamo staccagne, che prende il nome da, noi diciamo, quando si pesta qualcosa nel mortaio, noi diciamo staccat, in sloveno. So che nel cividalese lo chiamano il pastone, è fatto con patate, lesse, tegoline, fagiolini, quelli piatti lessati, si soffrigge prima la cipolla, un po' di pancetta, si mette questa roba aggiuntiva, si pesta e si mischia tutto quanto insieme e poi ci si aggiunge anche dell'aceto. A noi piacciono i sapori un po' forti, un po' forte. Esatto, ed è un contorno stupendo. Mi è venuta gola, tra poco mangerò da lei. Apprezzato ovunque. Noi la tradizione lo vuole fatto con questi fagiolini piatti, ma molti lo fanno con le verze, dipende dalla stagione, perché questo qui è un piatto che varia da stagione a stagione, a seconda se c'è i fagiolini, se c'è radicchio, e d'inverno per esempio ci sono le verze, lo facevano con le verze. L'altra cosa che viene proposta, io ogni tanto mi arrabbio con la traduzione che fanno i friulani di un dolce nostro che per me è favoloso, gli strucchi lessi. Gli strucchi. Gli strucchi lessi. Però sono lessi, perché tutti li conosciamo invece come strucchi, come delle mini gubane. L'origine sono lessi, la nostra tradizione sono lessi. Ma è come li scrivono, perché leggo da alcune parti strucchi con 2 C. Nelle lingue slave non esistono le doppie, si dice strucchi con una C. Imparate bene, imparate bene, strucchi. Finale, no? Questi sono i nostri strucchi, non strucchi. Gli strucchi sono quelli per le donne che tirano via il trucco. Allora, il nostro adesso è quello lì. Come sono fatti? All'interno c'hanno il pasticcio che viene usato per la gubana, che noi diciamo hubanciagne, che è fatto di pinoli, uva secca. Stiamo imparando tantissime cose nuove. Robe simili, no? Hubanciagne è un termine che viene, da quello che so io, da hubati, impastare. Per esempio, non so, voi avrete sentito che chlieb, anche in russo vuol dire pagnotta, noi diciamo chliebzi, i panetti, hubati, hubanciagne, hubanza, vuol dire impastare, mettere insieme. No? E il composto che viene dentro, come dicevo prima, è fatto di uva secca. Una volta facevano solo con prodotti naturali, uva secca, noci, qualcosa di simile, con l'aggiunta magari un pochettino di grappa, anche robe simili. Poi si sono aggiunte delle cose come biscotti macinati. Stasera abbiamo imparato che ci sono tantissime novità in questo Friuli Doc, c'è tantissimo territorio e tantissime eccellenze enogastronomiche. L'unica cosa che gli chiedo, questo Friuli Doc, un po' in formato ridotto, ha avuto delle conseguenze anche per voi a livello di afflusso di gente? Beh, chiaramente lo si vede, no? È evidente la cosa, insomma, questo problema del Covid ha messo un po' di timore, un po' di paura a tutto quanto, no? Questo non vuol dire però che non ci si ferma, si va avanti, la proposta c'è sempre, la gente può venire, noi siamo qua. E questo è il più bel messaggio che si può lanciare da questo Friuli Doc, da Screenshot. È tutto anche per questa sera, torneremo mercoledì, giovedì e venerdì prossimo, sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci dal Friuli Doc. Dance for me.
Questa trasmissione è stata offerta da Modula Group e Modo.